Amici sportivi, tifosi del Napoli, il più cordiale buon pomeriggio da Ciro Novellino. Ci ritroviamo, consueto appuntamento con il filo diretto di oggi, lunedì 19 settembre 2022, 16:07, rigorosa diretta. Un buon pomeriggio dal sottoscritto, un saluto all'eroe di Milano, Emanuele Bernardo, appena rientrato negli studi di Calcio Napoli 24 e subito pronto in cabina di regia. Una domandina semplice, quella di oggi. Questo Napoli è da scudetto? Alla luce di quanto visto ovviamente nella serata di ieri con il Napoli che ha battuto il Milan, Napoli in testa alla classifica di Serie A, Napoli in testa alla classifica del girone A di Champions League. 081 353 4588 per poter chiamare in diretta oppure sul nostro canale YouTube per lasciare un vostro messaggio. Io però non lo faccio più aspettare, corro subito al telefono perché abbiamo Peppe da Vicenza. Ciao Peppe. Ciao Ciro, Ciao Peppe, ciao. Ben ritrovato. Una bellezza. Ce l'abbiamo fatta Peppe. Hai visto? Allora, ti faccio una domanda a te, secondo te il Napoli da scudetto? Già lo sai come la penso io. Secondo me il Napoli è in questo momento da scudetto, è la squadra da battere in questo momento. Bravo, alla luce, ti dico io. alla luce delle difficoltà delle prima altre. che facevo, da tempo fa, ti ricordi? Sembra a me Sì. che abbiamo parlato Sì, di tempo fa. sì. Prima che cominciava il calciomercato, prima che finiva e tutto, già te l'ho detto. Per me è la favorita il Napoli, Ciro. In questo momento sì, alla luce delle difficoltà dell'Inter, della Juventus, anche della Roma, l'aver battuto il Milan in quel modo a Milano poi, dove comunque il Milan ha giocato, a mio avviso, meglio del Napoli, ma il Napoli ha portato a casa il risultato, quindi vuol dire sicuramente qualcosa. Quello che però mi preoccupa sempre un pochettino, io lo dicevo oggi anche durante CN24 Live, è il rapporto del Napoli con le piccole. Quello è un problema che secondo me il Napoli deve risolvere, perché sia con il Lecce che con lo Spezia ha avuto delle difficoltà oggettive evidenti. Con il Lecce è arrivato un pareggio, con lo Spezia si è vinto soltanto allo scadere. Sì, ma non è che poi, sai, come ha giocato male, perché con lo Spezia aveva avuto l'occasione, con il Lecce pure, capito? Non è che dici non ha avuto l'occasione, non lo capito? Sì, questo assolutamente. No, perché però... solo ti ricordi che Osimhen si è mangiato quei gol proprio che bisogna proprio buttarli dentro, capito? È più facile a buttarli fuori che dentro. Ma guarda Peppe, sembra assurdo, però il Napoli sta facendo meglio senza Osimhen che con Osimhen. Ti sto dicendo io, questa è la forza del Napoli, lo sai perché che tutti quanti davano a scusa, quell'altro manca a quello, ieri sera manca a lei, a Napoli senza Osimhen tra Spadori, Simeone e Napoli è forte. Ma il Napoli è completo là davanti, cioè a mio avviso il Napoli è completo. Addirittura il Napoli ha addirittura la possibilità di poter scegliere tra tre centravanti, contando che Raspadori se non lo fai giocare centravanti può giocare da sottopunta, da esterno. Comunque hai una varietà di scelte importanti nell'organico e questo ovviamente è un punto di forza del Napoli di quest'anno. Raspadori non parte titolare con Rangers, entra e segna, parte titolare con il Milan, entra Simeone e segna. Quindi questa è anche la dimostrazione che comunque si è lavorato, lo possiamo dire apertamente, benissimo sul mercato, anche se con un po' più di ritardo, perché lo sapete tutti, io l'ho detto tante volte, inizialmente comunque c'era un po' di delusione e di lentezza nel mercato. Poi è arrivato Raspadori, è arrivato Simeone, è arrivato Sirigu, è arrivato Ostigard, è arrivato Dombele, quindi il Napoli si è rinforzato e come, e secondo me e ribadisco ancora il concetto, in questo momento la squadra da battere. Esatto, bravo, sono d'accordo, Ciri, capito? Così è. Che poi vedi che gran gol che ha fatto Simeone, certo. Ma vedi, quella Peppe, la differenza con Raspadori, perché Simeone è un centravanti puro, quindi Simeone si trova lì perché come Osimhen è uomo di area di rigore. Se ci fosse stato Raspadori, quel gol il Napoli non lo faceva, perché Raspadori lì non c'era. Esatto, ti ho detto sempre, ricordami, mi è sempre piaciuto Simeone, non perché sta segnando, però te l'ho detto sempre, ricordi? Assolutamente sì. Mi è sempre piaciuto a me, capito? Va bene Peppe. Ciao, ti ringrazio sempre. Grazie Ciro, a te, ciao. Ciao. Antonio De Rosa, ciao Ciro, buon pomeriggio a te, carissimo, mamma mia che goduria ieri contro un Milan forte, l'abbiamo battuto, sempre forza Napoli. Marek Hamsik, l'amico Francesco, scrive: ciao Ciro, il Napoli sta dimostrando sul campo di essere da scudetto. Vorrei elogiare Alex, che ha fatto 3 grandissime parate decisive per salvare il risultato, e sono d'accordo con te. Perché, caro Francesco, Meret anche ieri ha fatto un partitone. Quindi questa è la dimostrazione del fatto
anche se io resto dell'idea, col senno di poi sono tutti bravi, resto dell'idea che in quel momento specifico fosse meglio lasciarlo andare, viste le tante voci e diciamo il momento delicato. Però credo, e questo l'ho sempre detto, me dovete dare atto, che Alex Meret è un portiere di sicuro affidamento, un portiere forte. E lo sta dimostrando adesso, lo sta dimostrando perché sta facendo delle partite importanti, perché sta parando. Ed è quello che serve per il portiere, perché il portiere deve parare, ragazzi, tutto quello che vogliamo, ma è così. Tutto calcio, ciao caro, è da inizio campionato che ci fanno cori discriminatori anche quando il Napoli non è in campo, siamo stanchi. Caro amico, ci fanno i cori e siamo d'accordo, ma il problema è anche un altro. Quello che è accaduto ieri a Marco Lombardi, all'esterno dello stadio di San Siro, è da schifo. Lo posso dire che è da schifo? L'ho detto, perché tanto è soltanto la verità. Noi siamo in trasferta per lavorare, per farvi compagnia, per essere di vostro supporto mentre siete a casa e state godendovi magari un pre-partita piuttosto che un post-partita o le nostre live reaction. Siamo lì per lavorare e ovviamente vogliamo farlo nella tranquillità, nel divertimento, perché stiamo parlando di calcio. Cioè non ve lo dimenticate che stiamo parlando di sport, di calcio, ed è allucinante quello che è successo anche ieri, purtroppo devo dire, anche ieri in quel di Milano con Marco Lombardi. Abbiamo una telefonata, allora andiamo al telefono, pronto? Pronto? Buonasera Ciro. Ciao. Sono Giuseppe da San Giorgio a Cremano. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, un po' accaldato, allora, fa caldo. Prima di fare l'intervento sulla vostra domanda, sì, voglio dare pienissima solidarietà a Marco Lombardi. Grazie. Che è un grande professionista, serio, preparato e eccezionale. Grazie. Veramente sono cose dall'altro mondo. Esatto. Punto primo. Punto secondo, questo Napoli è da scudetto? E perché no? Scusa, in questo momento 5 vittorie, 2 pareggi e 2 vittorie in Coppa dei Campioni. Mi sembra il curriculum di una squadra che può ambire certamente a giocare per vincere lo scudetto. Poi ci riusciamo o no? Questo poi è di là da venire, perché poi tu sai benissimo, quest'anno è un terra all'otto, perché noi fino alla partita che andremo con l'Udinese giocheremo ancora queste altre 7 partite. Poi c'è la sosta per il mondiale, questi soloni che sono intelligentoni, che automaticamente fermano il campionato a novembre, poi riprendiamo un'altra volta a dicembre, cioè veramente guarda, sono cose dall'altro mondo. Finanche adesso ho sentito una notizia che voi avete dato, diciamo quelle lì sotto pancia, dove vorrebbero fare finanche le partite di girone della Champions League in altri paesi, fuori l'Europa. Cioè, ma veramente siamo all'assurdo. Questa è gente che veramente è terribile, è calcio. Poi voglio dire un'altra cosa, per quanto riguarda questa situazione. Io sono solidale, veramente dispiaciuto per i morti delle Marche, tantissimo dispiaciuto, per i 9 morti, per i ragazzi e per tutto. Però io vedo che questo paese è un paese anacronistico. Perché? Se noi facciamo il famoso silenzio di 1 minuto su tutti i campi d'Italia, per onorare le vittime delle Marche, poi dopo il fischio tutta l'Italia ci dice che il Vesuvio si deve svegliare, che ci deve ammazzare a tutti. Ma scusa, ma io voglio sapere una cosa, ma questo è un paese impazzito. Scusa, spiegami com'è stata la situazione. Da una parte si fa la commemorazione dei 9 morti e poi ci dicono che il Vesuvio si deve svegliare e ci devono ammazzare tutti quanti. No, non ci sto a questo gioco, questo è un gioco terribile. Poi voglio dire l'ultima cosa e lascio poi spazio agli altri amici. Sì. Mariani, l'arbitro di Milano, Sì. che tutti quanti, finanche i nostri giornalisti gli hanno dato 6, 6,5, 7, ma che stiamo scherzando? Tomori, prima di fare il fallo gravissimo su Anguissà, ha fatto un fallo gravissimo su Politano, che gli ha quasi spezzato una gamba
tant'è vero che ha dovuto uscire e non è stato ammonito. Quindi dal 73esimo in poi il Milan doveva giocare in 10 uomini, giusto se scattava la prima ammonizione. Sì. Poi vorrei essere spiegato un'altra cosa, ma c'è a un certo momento, come si fa che a Milano non si vede un rigore, non ci sono 2 ammonizioni, uno su Zelinski e un altro su cioè è sempre uno stadio, e quindi il Napoli ha fatto un'impresa eroica. Questi ragazzi veramente io sono orgogliossimo di avere una squadra così, nonostante alcuni opinionisti napoletani e hanno dato 5 a tutta la difesa tranne il portiere. Ma come si fa da 5 a Kim, 5 a Mario Rui, 5 al bravo Rachmani, cioè 5 a Di Lorenzo? Ma Giuseppe, sai qual è la cosa più bella? Andare a Milano e vincere. Sì, ho capito. Beh, ma noi dobbiamo vincere anche qua al ritorno. Ma il resto lo lascia il tempo che trova. No, siamo d'accordo. Però io ti dico che dobbiamo essere uniti tutti quanti. I giornalisti, i tifosi, sì. Tutti. Perché Napoli, non è che loro hanno voluto colpire calcio Napoli 24. Quando vedono Napoli, a questa gente purtroppo si chiudono gli occhi e ci danno addosso. Ma noi dobbiamo dare soddisfazione. E la squadra ci sta veramente rappresentando a pieno titolo, quindi io veramente sono contento, diciamo, di questa squadra, dell'impegno, e poi il tempo vedrà. Io sono molto ottimista. Tu che cosa ne pensi? Sono ottimista altrettanto anche io, tant'è che la domanda è fatta proprio per questo motivo, cioè io credo che questo Napoli sia da scudetto, quindi credo che il Napoli possa far bene per tutto l'arco della stagione e provare a vincere qualcosa di importante in questa stagione. L'abbiamo perso? No, ti ascoltavo. Vabbè, volevo dare anche i complimenti alla Juve Stabio che sta andando alla grande. Grazie. Va bene. Ciao Cile, forza Napoli, forza Juve Stabio. Grazie sempre. Ciao. Piccola nota di servizio, Emanuele, ma stiamo facendo i cosiddetti fumenti. Come mai abbiamo cioè, mi stanno crescendo i capelli a mo' di sudore fra un po', perché è il direttore ci ha staccato l'aria condizionata, oggi stiamo morendo. Allora, vediamo qualche messaggio. Ciao Ciro, Salvatore Ranieri, a questo punto a gennaio ripartirà la telenovela Navas, Omeretta ha definitivamente spazzato via i dubbi di Spalletti, credo che non ci sarà nessun'altra telenovela a gennaio, anzi a breve ci sarà il rinnovo del contratto. Antonino Badalucco, un saluto dalla Sicilia, siamo grandi e cresciuti per provare a vincere qualcosa, forza Napoli sempre, ancora, cuore azzurro e cuore stabiese, Rosario Bergonzini, grazie Rosario, ciao Ciro da Siracusa, l'ho visto, hai ragione, avrei voluto esserci io lì vicino, vediamo un po' dopo come rompono le scatole, dice questo tutto calcio. Poi tutta la vicinanza a Marco Lombardi, non farti intimorire da questa gente e ovviamente ci associamo, così come Gabriele Baldino chiede che cosa è accaduto. Ha subito Marco Lombardi ieri nel post partita della gara di Milano a San Siro, ha subito appunto un'aggressione da parte di un imbecille pseudo tifoso del Milan, tutto documentato ovviamente con precisione dal nostro Emanuele Bernardo che era lì inviato con Marco Lombardi. Allora, Antonio De Rosa, vergogna solo con i napoletani, fanno queste schifezze, basta, non ne posso più, basta, soprattutto quello che è successo al giornalista napoletano fuori San Siro nel post partita. Grande Napoli, Silvano Diana, altri messaggi che adesso vi leggiamo, però andiamo prima al telefono. Pronto? Ciao Ciro, buon pomeriggio. Carissimo, ben ritrovato. E allora, cosa devo dire? Tu sai, conosci il mio pensiero da quando in effetti io criticavo prima della campagna acquisti. Sì. L'abbiamo perso, abbiamo perso Gennaro. Allora andiamo avanti con i messaggi. A breve sicuramente Gennaro lo ritroveremo. Allora, Antonello Cioffi. Vediamo anche qualcosa che non va, bisogna migliorare molto sui calci di punizione e sui rigori, è essenziale soprattutto con le piccole, tiriamo poco da fuori aria, al contrario dell'anno scorso. Poi Alessio Re, forza Juve, scrive Alessio Re, un saluto a te caro Alessio,
scrivono quello che vogliono, ovviamente fin quando non siete offensivi potete scrivere quello che volete. La traversa finale è colpa di Kim che non ha intercettato il pallone, perché lì soprattutto gli ultimi minuti non puoi far passare quel pallone. Però ha fatto un partitone Kim, Flavix, caro amico. Una vergogna, Ciro, dice Giovanni. Per miracolo il Milan non ha fatto il 2-2 alla fine, comunque non penso che il Napoli è da scudetto, è sempre da terzo, secondo posto al massimo. Gabriele Baldino, la gente non capisce che uno sta lavorando, che schifo, vergogna. Silvano Diana, per vincere i trofei devi saper vincere proprio partite così. Sottolineo questo messaggio di Silvano Diana perché io la penso proprio in questo modo. La vittoria di ieri di Milano per me è una prova di forza. Francesco Stile, Forza Napoli sempre, ieri grande Meret, non so se abbiamo una telefonata, Emanuele, perché vedo ancora il nome di Gennaro lì segnato, quindi pensavo fosse ritornato e magari me l'ero perso. Vi ricordo ovviamente oggi potete andare su Calcio Napoli 24, ci sono tante notizie, per esempio il nostro Emanuele Bernardo con proprio Marco Lombardi di ritorno da Milano, hanno beccato Medetta e Raspadori che avevano il treno per Firenze e la giustificazione è molto semplice, sono andati a Firenze per rispondere alla convocazione della nazionale e sia Marco Lombardi che Emanuele Bernardo hanno mostrato con le immagini durante il viaggio di ritorno, tant'è che io ho visto anche un paio di telefonate, di un paio di foto di Emanuele Bernardo sui suoi social. Ha parlato anche il responsabile del settore giovanile del Napoli, Gianluca Grava. Sono orgoglioso, grande spirito anche dei nuovi arrivati, mi rivedo in Mario Rui, ci metto tanto cuore. Queste le parole di Gianluca Grava, così come anche del Lead of Communication, il responsabile della comunicazione della SSC Napoli, Nicola Lombardo, che ai microfoni di Calcio Napoli 24 quest'oggi ha espresso massima solidarietà per quanto è accaduto a Marco Lombardi. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, sono Antonio, buonasera. Buonasera Antonio, ben trovato. Ciao Ciro, senti, finalmente sono riuscito a prendere la linea. Mi fa piacere, grazie. Senti. E volevo dire, ieri mio figlio e mio nipote che stanno lì al nord sono andato a vedere la partita a Milano, mi hanno mandato le foto e comunque erano entusiasti, naturalmente sono come si dice in napoletano, arrigriati. Ogori do zucchero, no? Mi senti? Sì, dicevo, avevano il cuore nello zucchero. Assolutamente. E quindi io non vedo perché, insomma, bisogna sminuire questa vittoria del Napoli dicendo che il Milan non meritava la sconfitta, che noi abbiamo vinto, insomma, quasi per caso. Il Napoli invece ha vinto proprio perché il Milan ha fatto una bella partita e da valorizzare ancora di più la vittoria del Napoli. Poi dobbiamo valorizzare questo sportivo che noi abbiamo, questo Melet che era stato così tartassato, invece ha fatto delle parate strepitose, per me è stato importantissimo, un portiere che ha mostrato sicurezza, veramente una bravura eccezionale. E quindi oltre a Simeone, oltre a Cavastoria, oltre a tutti quanti, io penso che anche dare merito alla difesa, al portiere, a Kim, a tutti quanti. La squadra è da elogiare in toto. Quindi sono entusiasta e spero che non abbiamo altre delusioni come gli altri anni. Speriamo che continui così. Questo è il mio augurio e penso che sia l'augurio che si fanno tutti quanti. Assolutamente sì. Grazie mille Antonio. Ciao, buonasera. Grazie. Michele Petrella, giocano i calciatori azzurri con il cuore e come gruppo sono eccezionali, basta sentire le urla di gioia quando si sono abbracciati al gol di Giovanni Simeone, Forza Napoli. Ma l'avete visto il video di Simeone che corre? L'hai visto Emanuele? Simeone che corre nello spogliatoio di San Siro festeggiando la vittoria, è davvero spettacolare. Silvano Diana poi dice: il Milan ha vinto l'anno scorso proprio così il derby che gli ha dato la spinta decisiva e speriamo bene. Io sono tifoso del Napoli ma dobbiamo essere sportivi ed imparziali, dice Alfio Esposito. In che senso? Nel senso che credi che il Napoli non avrebbe meritato la vittoria? Poi Jenny Lopez, calma con gli obiettivi, non facciamoci del male da soli, assolutamente no, ma è un dato di fatto che il Napoli è in testa alla classifica in questo momento, sia di Serie A che di Champions League. Torniamo al telefono, pronto? Amico. Oh, la cambiale. Sì, ma l'ho visto in diretta ieri, quello che è successo.
Sì. Ma il signore stava un po' bevuto, quello che stava vicino a Lombardo. Solo un po', diciamo. Ma la prossima che a chi toccherà? A Cremona? Non lo so ancora, dobbiamo attendere le decisioni del direttore, ovvio, lo sai. Io penso di andarci, penso. Lo scopriremo soltanto a tempo debito, adesso è presto, fino al 9 di ottobre. No, non mi dire la domanda di oggi perché te la dico a te. Per me il 1000%, quest'anno è l'anno giusto, Ciro. Oh, io me lo auguro, però nel frattempo, visto che Emanuele Bernardo non mi inquadra, io non sto toccando soltanto il ferro. Ma anche qualche altra cosa, però detta così mi ha preso un pochino alla sprovvista. È forte come cosa. No, perché Ciro, in Champions League sei primo, in campionato sei primo, cioè alla prova di più. Abbiamo perso Antonio? Antonio? No, sì, sto qua sulla linea. Sì, non riuscivo a sentirti più. Ho detto, in Champions League dominiamo, in campionato dominiamo. Sì, siamo sempre però ancora a settembre, tieni sempre in testa questo, Antonio, perché comunque è presto. Cioè, siamo a settembre, il Napoli è in testa alla classifica e per me in questo momento è la squadra da battere. Però siamo sempre a settembre, c'è l'incognita mondiale, ci si ferma 2 mesi, cioè in pratica a gennaio comincerà un nuovo campionato. Dimmi una cosa, Ciro, perché mette sempre a Zerbini? Ma che lo mette a fare? Cioè, ha fatto... Ancora quelli c'ha. Ma sì, ma ha fatto 2 stronzati ieri. Tant'è vero che se avete notato, magari lo dico a te così come ai tanti amici a casa, per fermare Teo Hernandez, cosa ha fatto Luciano Spalletti? Ha spostato Giovanni Di Lorenzo davanti e Zerbin dietro, proprio perché Zerbin non poteva contenere lo strapotere, la straforza fisica di Teo Hernandez, che è un calciatore di un altro livello, di un altro pianeta. Quindi cosa ha fatto? Ha spostato ovviamente Di Lorenzo davanti proprio per contenerlo. Sai chi ci volevano? 2 giocatori ci volevano. Sai chi sono? Chi sono? Potevi mettere Lozano e Ciro Novellino. Ma io faccio il centravanti però. Faccio il centravanti. L'hai visto a vinto ieri? Che fa? L'hai visto a vinto? Sì, ieri ho fatto 6 punti. Anche in settimana ho fatto 6 punti. Sì, con chi ha giocato? Ieri con il Monopoli. Quello che ha battuto Avellino? Sì, Monopoli. Quello che ha battuto Avellino. Che l'hai visto a vincere la prima verde. Cioè, è assurdo proprio. No, non è assurdo. Come è assurdo, Antonio? Che dici, è assurdo? No, l'Avellino ha fatto gli acquisti... Ma l'Avellino fa il suo campionato, la Juventus ne fa un altro, ma noi siamo a Calcio Napoli 24 e parliamo del Napoli però. Io penso che la Juventus in Serie B ci va quest'anno. E Dallas sono 2. No, sono 2. La cambiale non si sbaglia mai la cambiale. Speriamo. È una sentenza, mi suggerisce qualcuno, non una cambiale. No, io sono un mago, un mago sei addirittura, vabbè. Sì, l'ultima cosa poi ti lascio. Io a Cremona ci vado. Se ti trovo. Vabbè, non lo so, magari può darsi di sì, può darsi ci sia qualche altro, non lo sappiamo ancora. C'è ancora un'ambasciata dell'editore che mi deve mandare all'esterno dello Stato San Paolo, Ciro Novellino e Vincenzo Credendino una volta sola. Va bene, ci proveremo. Un bacio a te. Ovviamente regista Emanuele Bernardo per fare proprio il terzetto. Sì, sarebbe bellissimo. Ciao Antonio, grazie. Un bacio a te, Emanuele Bernardo. Grazie. Allora, la cosa che più mi fa piacere personalmente è che Meret si sta riprendendo, io non ci credevo proprio, il portiere è fondamentale, speriamo che continui così.
Alfio Esposito, sono rimasto scioccato nel senso che il Milan non me l'aspettavo così forte. Silvano Diana, dobbiamo essere orgogliosi di essere una società che sa combaciare conti e risultati. E la ciliegina è il recupero definitivo di Meret. Giovanni, gratta di sì, Giovanni, ecco i milanisti e gli juventini. Unica critica a Spalletti, dice London, non capisco perché si ostina a mettere Raspadori prima punta e fa fare solo brutte figure al ragazzo. Kvara, dice Rozzico. Poi ancora Raspa scompare in quel ruolo, Raspadori per me deve fare il vice Kvara, da centravanti gli facciamo fare brutte figure, dice Luigi Grande. Torniamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, sono Antonio da Bosco Reale. Ciao Antonio, ben ritrovato. Niente, volevo rispondere un attimo al signor Pioli della conferenza stampa che ha fatto ieri. Sì. Ha detto che il Napoli con 4 tiri in porta e con un grande Meret ha vinto la partita, però si è dimenticato di Kvara che l'ha fatto uscire pazzo. Poi gli volevo ricordare che l'anno scorso, lui è venuto a Napoli col Milan, ha fatto mezzo tiro in porta e l'arbitro ha avuto una svista su Osimhen e si è portato a casa i 3 punti e lo scudetto. Le cose loro non le vedono quando vanno fuori casa. Poi gli volevo ricordare anche che l'anno scorso nella Champions League, nel girone, non ha fatto una vittoria il Milan, è stato ultimo nella classifica. Il Milan non è il Real Madrid, è una squadra come le altre. Devono imparare a perdere questi signori perché non è una grande squadra. E poi, come ho detto sabato, De Ketelaere è una sola. Il fuoriclasse ce l'è il Napoli e il Caravaggio. Buona giornata. Grazie Antonio, grazie. La forza di quest'anno, dice Biagio 26, è la squadra unita. Kvara 77 best, scrive questo amico che è ovviamente innamorato di Kvaratskhelia, e il nostro Emanuele Bernardo infatti sta mettendo in sovraimpressione le immagini, le foto, il racconto in scatti di quella che è la gara di ieri, che vede il Napoli protagonista. Guardate qui che parata ha fatto Alex Meret di pugno, alzando quel pallone di quel tanto che bastava per mandarlo sulla traversa ed evitare il gol del pareggio rossonero. Facocero dice Spalletti aveva previsto un altro tipo di partita con Raspadori, voleva tenere palla ed essere alto, ma il Milan non glielo ha permesso, rendendo inefficace la scelta di Raspadori. Torniamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, sono Enzo da Torino. Ciao Enzo, ben ritrovato. Sì, sono 2 o 3 mesi che non chiamavo perché sono stato in vacanza, poi sai, quando le cose vanno bene io sono tranquillo, quando poi le cose vanno un po' maluccio, allora io faccio il mio intervento. Dice perché è andato male? No, infatti, non ho capito. Sì, è andato bene, però per migliorare la squadra si pensa sempre al meglio, no? Tu sempre il meglio, no? Dai tuoi cari, no? Il Napoli è la nostra bambina, il nostro giocattolo, noi vogliamo il massimo, il meglio, no? Allora, per quanto riguarda la domanda, è certo che il Napoli è un po' presto, però il Napoli, cosa vuoi, anche l'anno scorso siamo candidati per le prime posizioni. Sì. Però io... E al di là del gol di Simeone e delle belle parate di Meret, perché lui principalmente ci ha fatto vincere la partita, il Napoli deve giocare, come ho sempre sostenuto nei precedenti interventi, deve giocare con la cattiveria che ha giocato con i Rangers, perché col Milan se sei sfortunato, se non hai culo, fortuna, la partita non la vinci. Il Napoli deve avere la velocità, l'aggressività e il ritmo frenetico che hanno il Milan, l'Udinese e il Torino. Il Napoli, se gioca in velocità, non deve dare tempo ai difensori di organizzarsi. Il Napoli è una grandissima squadra, manca il tocco finale. Sì. Poi per quanto riguarda la campagna acquisti, sono soddisfatto. Dice perché chiamo quando le cose vanno male. No, chiamo quando le cose potrebbero andare meglio. E a noi uno doveva vendere tra Lozano e Politano e prendere Deulofeo. A noi manca un rifinitore. E ce l'hai il rifinitore però, Ma che rifinitore? Ha preso perché non c'è triangolazioni.
cioè, e bene o male ci sta salvando Quaraselia, Merette ci sta salvando e Lobotka. Attenzione, non ci facciamo illusioni, il Napoli gioca bene quando è frenetico, deve aumentare il ritmo, va bene? Queste sono le mie considerazioni. E a Napoli manca un riferitore, uno che lega il gioco, non c'è Insigne. De Aulufei era l'uomo giusto. Dybala, io l'ho sempre detto, Dybala a costo zero era un affare. Su Dybala sono d'accordo, io senza Dybala perde le partite. Sì. Dybala è l'uomo che sfonda i muri. Lui, i calciatori hanno dei fucili, lui c'ha il bazooka, è l'unico che perfora, è l'unico che entra quando le partite sono complicate. L'ho sempre detto, attenzione. Questo è uno sfogo che io voglio fare, però sono contentissimo di come stanno andando le cose. Va benissimo. Tranne la partita che abbiamo inciuccato con Lecce, sempre lì con Lecce, con un Dybala ci faceva vincere, ne sono sicuro. Comunque, io faccio polemica perché la campagna è stata ottima, niente tanto di cappella De Laurentiis, tanto di cappella, però non l'ha completata, non ha chiuso il cerchio. Lì con inserimenti giusti, hai fatto 30, fa 31. Non arrivava da Raspadori però, se avesse preso Dybala non arrivava da attenzione, è una promessa, Raspadori ancora non c'ha la sostanza e l'esperienza di un grande calciatore. Io ho sempre detto, il Napoli deve essere lungimirante, deve fare 2 mercati paralleli, uno per investire per il futuro e un'altra dedicata al presente. Se tu vuoi vincere il campionato, ad esempio un Dzeko, no? Un Dzeko che c'ha un fisicaccio, quello lì con 4 soldi tu mettevi degli anni di rigore, oddio, 4 soldi Dzeko no, perché dobbiamo vincere con la sofferenza? No, però io voglio vincere con stando rilassato. Ok Ciro? Va bene, grazie. Ciao Ciro, saluto a tutti coloro che intervengono. Ciao. Grazie mille. No, dicevo 4 soldi Dzeko onestamente non penso. Io stavo cercando di capire l'ingaggio di Dzeko, che sicuramente è alto, quindi non penso. Poi onestamente io mi tengo stretto questo Simeone qua, più che Edin Dzeko, anche perché poi Dzeko avrebbe voluto giocare, mentre Napoli ha comunque il titolare che è Victor Osimhen, e poi ovviamente ha le alternative che sono Giovanni Simeone in primis e Raspadori, che può ricoprire il ruolo di centravanti, un centravanti atipico. Io oggi paragonavo durante il CN24 Live proprio Giacomo Raspadori un po' a Dries Mertens, no Emanuele? Quel tipo di gioco lì, c'è un centravanti, un falso 9 alla Mertens, piuttosto che un centravanti a tutti gli effetti. Spalletti aveva in mente ieri con il Milan un altro tipo di gioco, un altro tipo di partita, poi il Milan aveva capito e quindi ha cambiato a sua volta metodologia di gioco e in un certo qual modo ha annullato Raspadori, tant'è che entra Simeone, cambia il match e trova subito il gol con l'assist di Mario Rui dalla sinistra, proprio perché Simeone è un centravanti d'area di rigore. Simeone è quello che in area di rigore impatta il pallone e fa il 2-1, così come era successo anche con il Liverpool, no? Perché Kvaratskhelia fa prendere la testa da terra a Alexander-Arnold, mette palla tesa in mezzo e a porta vuota Simeone fa gol. Probabilmente Raspadori in quella posizione non ci sarebbe mai stato, così come anche ieri, se al contrario fosse capitata quella palla proprio a Raspadori, probabilmente il Napoli non avrebbe fatto gol. Vincenzo Rea, malatissimo del Napoli, buon pomeriggio Ciro, un abbraccio a te. Francesco Bruno, la partita è stata vinta da Meretta. Alfio Esposito, se il Napoli faceva e dettava gioco con Raspadori poteva andare meglio. Silvano Diana, ieri è mancato Osimhen, era difficile tenere il Milan basso, comunque siamo riusciti a tenere botta anche dopo aver subito il pareggio e questo è un ottimo segno. Poi, allora, stanno arrivando davvero tanti messaggi, non ne voglio perdere nessuno, però vado prima al telefono e poi dopo li leggiamo. Pronto? Pronto Ciro, buonasera. Eccoci, ben trovato. Ciao Antonio. Allora, innanzitutto approvo in pieno quello che ha detto Giuseppe da San Giorgio, tutto quello che ha detto si deve prendere alla lettera. Non so se ti ricordi che ha detto poco fa.
Oddio, è vero che andiamo avanti con l'età, però... Vabbè, comunque l'intervento sul tuo collega su quanto ha detto sulla partita. Certo. Vabbè, poi un'altra cosa importante, cioè i saluti e gli auguri da fare a Gennaro. Oggi è San Gennaro, prima era in diretta, ci stava parlando ed è caduto. Evidentemente qualcuno gli ha portato i dolci che gli ha mandato Meretti, i cannoli. Ah, quindi... I cannoli della Duchesca. I cannoli a della... Napoli. Hai capito? No, non ho capito, i cannoli della... Comprati in mezzo alla Maddalena. Ah, ok. E glieli manda Meretti. Anto, tu dall'alto dei tuoi 20 anni, perché sei giovanissimo, sei giovanissimo, tu vuoi sempre uscire sui social. In pratica tu sei diventato Antonio di TikTok, in pratica. Ti dispiace? Abbiamo fatto l'accoppiata vincente, cric e croc tutti e due. Vabbè, ma della partita, sì. Diciamo che Meretti è diventato un numero 1 più 1. Un 2. Io non avevo dubbi questa cosa. Beh, ve l'abbiamo sempre detto, no? Che Meretti è un portiere importante, no? C'era un problema mentale, secondo me, che in quel momento doveva essere risolto. Poi devo fare una punta a te, al tuo amico, come si chiama? Vincenzo. Sì. Che ho seguito un po' live a mezzogiorno. Sì. Quando avete detto che Spalletti ha sbagliato a mettere Zerbin, no? Sì, perché se poi metti Di Lorenzo su Teo Hernandez e abbassi Zerbin è la dimostrazione, secondo me, che ha sbagliato una scelta. E allora, la scelta, purtroppo lui là non c'aveva nessuno, perché questo ancora non è pronto. Si è fatto male Politano, quindi un cambio doveva farlo per forza, io sono d'accordo su questo. Ma il problema, come ci ho detto nelle altre trasmissioni, in questo momento l'unico che non gira bene è Di Lorenzo, perché se tu vai a vedere... Però è migliorata la situazione con Di Lorenzo in campo, Come? Quando Di Lorenzo è stato spostato, tra virgolette, a seguire Teo Hernandez rispetto a Zerbin, la situazione è cambiata, è migliorata. No, è peggiorata. No, è migliorata. No, Ciro, sentimi bene. Il gol che ha già fatto il Giroud, no? E quello viene... Sull'avanzaggio di... E lì il cambio non c'era stato, e lì il cambio non c'era stato ancora. Bravo, però il problema è che il Zerbin non ce l'ha fatta a inseguire il terzino. Però Di Lorenzo pare che c'aveva la sciatica, non è andato a chiudere. Cioè, non so se mi spiego quello che voglio dire. Sì, ho capito, era lento. Era lento perché lui là doveva fare la sovrapposizione. Tenendo presente che Teo lo superava il servizio come superava chiunque, lui si doveva trovare pronto lì per intervenire. In poche parole, tu vedi chi come esce nella chiusura quando pare lui, diciamo, sta un po' più avanzato. Sì. Questo io non lo devo fare Di Lorenzo. Cioè, perché tu pensi un po', se Di Lorenzo doveva marcare per esempio Leao se era in campo, no? In condizioni che sta, che succedeva secondo te? Succedeva che ne poteva marcare uno, di sicuro non tutti e due. No, non marca nessuno. No. In questo momento Di Lorenzo, io non ho capito. Antonio, ma fammi capire una cosa, tu l'hai smessa con Mertens e hai cominciato con Di Lorenzo adesso? No, io dico quello che vedo. Cioè, come vedi che Kim, Kvaratskhelia e quant'altro stanno facendo tutti quanti di più del loro dovere. Kvaratskhelia, hai visto, ha fatto venire mal di testa a tutti e 4 i difensori del Milan che hanno provato a marcarlo. Ma quello perciò, cioè, in altre hanno criticato addirittura di Kvaratskhelia ieri non ha giocato bene. No, cioè, ma come non si fa?
Io gli ho dato 7 in pagella qua la scheda. Tu l'hai dato 7. A Mario lui quanto le ha dato? Non ho visto. 6,5 gli ho dato io. Quanto? 6,5. È sbagliato, deve avere di più. Allora la prossima volta ti chiamo. No, ma scusa, tu non puoi mettere Mario Rui 6,5 quando puoi mettere sempre 7 a qualcuno. Hai capito? Mario Rui è stato forse non proprio il migliore in campo, ma se non i primi secondi te. Sta su 7 Mario Rui in questo momento. Allora, perché gli hai dato sempre? mi cospargo il capo di ceneri, Antonio, la prossima volta, ti chiedo scusa, la prossima volta gli metto 7. No, perché ci hai messo 6,5? Ho messo 6,5 perché nel computo dell'intera gara per me altri hanno fatto meglio, pur fermo restando che per me ha fatto comunque un'ottima partita e sta dimostrando di essere un calciatore importante rispetto a quando lo criticavamo qualche tempo fa. Perché se uno forte come Olivera è in panchina oggi, vuol dire che Mario Rui merita di giocare e sta facendo molto bene. Sì, va bene, questo poi è un punto di vista, però è necessario che siamo tornati vincitori. Assolutamente. E speriamo bene. Ci siamo portati 3 punti a casa. Grazie Antonio. Ciao, mi raccomando di trattare bene il giornale. Ciao. No, assolutamente sì. Io spero che possa richiamare e gli facciamo gli auguri in diretta. Ciao. Ciao, grazie Antonio. London scrive: Spalletti deve solo capire che Raspadori non è una prima punta né trequartista, se proprio lo vuole mettere in campo e sulla fascia. Quindi noi in pratica abbiamo preso un giocatore che può giocare sotto punta, centravanti, esterno a destra e a sinistra, però dice questo amico che non è né prima punta e né un trequartista. Però sotto punta ci può giocare, come può fare anche il falso 9, non sempre. Con Osimhen sarebbe stata un'altra partita, dice Alfio Esposito. Non mi è piaciuta la reazione di Lozano verso Domenichini di ieri sera. Ancora con questo Deulofeu, perché qualcuno scriveva, ah sì, prima si parlava di Deulofeu con la telefonata, Politano sta giocando male, non ho capito. No, assolutamente no. Anzi, i confronti accesi anche che ha avuto con Luciano Spalletti nel finale della scorsa stagione, nei ritiri di questa stagione, così come anche quello avuto con il procuratore Mario Giuffredi, no? Di Matteo Politano, hanno portato ad uno sblocco importante nella testa di Politano. Anzi, oltre a tutto quello che è accaduto ieri a Milano, io evidenzierei anche i codi contro Politano che sono stati fatti solo perché Politano aveva fatto gol. Ma fossi stato in lui ne avrei fatti altri 10 di gol al Milan. Allora, Dybala, dice Alfio Esposito, nelle partite complicate scompariva, basta con questo Dybala. Poi ancora la foto è del primo tempo, non del pareggio, sì, comunque è quella relativa alla traversa. Poi ancora come mai non hanno nominato ancora Ronaldo, ha scritto questo amico Emanuele. C'è una telefonata? Emanuele, sì, andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Ciao Ciro, sono Luigi da Torino. Ciao Luigi, ben ritrovato. Ciao, senti un attimo, allora, rispondendo alla tua domanda, secondo me siamo ancora un po' presto, sì, perché purtroppo quest'anno c'è il mondiale che divide le cose. Speriamo che nei ritiri di Spalletti, visto che portano bene, visto come sta andando. Speriamo bene, anche se comunque va detto che quel mondiale è quello stop onestamente di due, perché sono 2 i mesi di stop per il mondiale, fino dopo le festività natalizie si ritornerà a giocare dall'ultima gara. Noi guardavamo prima in redazione il calendario proprio con il nostro editore Salvio Passante. Cioè in pratica dall'Udinese, che è fra 7 partite, si riprenderà a giocare con l'Inter il 4 di gennaio a San Siro, quindi è un'eternità, sarà proprio un'altra stagione. Sì, no, è un'altra stagione e soprattutto c'è il mondiale, quindi vedremo come ritorneranno i ragazzi da questa competizione. Sì. Purtroppo noi con le nazionali non siamo mai quasi fortunati. Comunque, io volevo un attimo capire una cosa. I numeri molte volte non mentono. Sì. Guardando le statistiche su diretta, ho sentito tutti un Milan che ha stradominato
secondo me ha tenuto più il pallino del gioco, ma non è che ha fatto chissà cosa, anche perché il possesso palla in alcuni danno 50 e 50, in 51 e 49. Si è reso un po' più pericoloso, ma ha fatto un tiro in porta in più, ha fatto secondo me tanti falli dove quelli che diceva un po' Spalletti, falli tattici, dove Mariani non è intervenuto e secondo me ha sbagliato lì già nel primo tempo, perché Calabria addirittura fa un fallo su Kvaratskhelia dove lo abbraccia e quella è ammonizione. È vero. Quindi già andava espulso nel primo tempo. Poi il gran difensore che tutti abbiamo elogiato agli europei, Kier, che fa un fallaccio e poi va in modo intimidatorio da Kvara per punirlo per come stava giocando, quello secondo me è un antisportivo e andava espulso. Cioè già nel primo tempo dovevano giocare in 9. Poi Tomori che viene ammonito su Anguissa, ma non viene ammonito su Politano, e anche lì doppia ammonizione e andava espulso. Benasser che fa 4 falli tattici e neanche un'ammonizione. Ma Mariani arbitra oppure fa una partita tutta a senso suo? Questi sono episodi che in una partita delicata come quella di ieri, secondo me, cambiano il senso del gioco. Poi il Milan ha fatto una grandissima partita, tutti gli elogi, però se tu nel primo tempo fai quello che c'è scritto da regolamento, il Milan gioca in 9. Sì. Perché gli interventi che fa Calabria è da ammonizione già solo l'abbraccio. Poi c'è la seconda ammonizione, quindi lo butti fuori. Se no cambia la partita già nel primo tempo, perché alcuni interventi non li possono fare. Cosa ne pensi tu? Io penso che c'erano delle cose che potevano essere gestite meglio, questo sì, ma che Milan potesse giocare in 9 mi sembra un pochino eccessivo. Però il regolamento è che lo dice. Lo so, però il regolamento lo dice, però in una partita di calcio non sempre il regolamento purtroppo viene applicato alla lettera, e soprattutto ci sono dei momenti dove ci deve essere la gestione per non far incattivire il match, quindi ci sono anche altre situazioni. Dire che il Milan ieri doveva giocare in 9, ti ripeto, mi sembra un pochino troppo. Io ti dico la verità, mi accontento anche che abbia finito in 11 e che il Napoli abbia portato a casa il risultato, perché vuol dire aver vinto una gara complicata contro tutto e tutti. Ma contro anche, come diceva... Contro anche il regolamento. Contro anche il sistema. Sì, perché esatto. Questa è la verità. Esatto. Grazie Luigi. Ok, ti ringrazio. Grazie. Ciao. Grazie mille. Mi preme visto che siamo quasi in chiusura, mancano 5 minuti, ovviamente noi stiamo avendo massima solidarietà da tante componenti, anche addirittura dal Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, che ovviamente è solidale con la redazione di Calcio Napoli 24 e con Marco Lombardi, che non faceva altro che il suo lavoro nella serata di ieri, e si è ritrovato uno stupido, un deficiente, perché solo così possiamo chiamarlo, che ha provato in ogni modo ad aggredire anche fisicamente il nostro Marco Lombardi, e che, va detto, il nostro operatore Emanuele Bernardo, che è qui, è tornato adesso dalla trasferta, si è ritrovato a dover in un certo qual modo delle volte anche difendere il nostro Marco che era in diretta, mettendosi lui accanto a questa persona ed avendo dei colpetti, diciamo dei colpetti, ecco, definiamoli colpetti, che colpetti non erano. Quindi è un episodio ovviamente che va condannato, il nostro editore ovviamente si è mosso in prima persona e soprattutto nelle dovute sedi per far sì che questa persona le partite probabilmente per un bel po' di tempo se le possa guardare dal salotto di casa, perché onestamente quello che è accaduto, noi siamo lì, l'ho detto questa mattina, l'ho ripetuto ad inizio filo diretto e lo faccio adesso che siamo in chiusura. Noi andiamo a lavorare e siamo persone, innanzitutto siamo dei professionisti,
E in più siamo soprattutto dei bravi ragazzi che mai hanno creato confusione in ogni città, anzi siamo stati sempre stimati e non è possibile che Verona, Firenze, Roma e adesso Milano, 4 su 4, ci abbiano creato dei problemi. L'ultima telefonata, proprio l'ultimissima, andiamo al telefono, pronto? Ciro, complimenti anche ai tifosi che praticamente intervengono. Grazie Massimo. C'è l'ultima telefonata e la telefonata che ha attenzionato Antonio, le condivido in pieno, cioè è chiaro che non c'erano 3 espulsioni, però c'è stato, come al solito, hanno detto che Maresca, anche Iavarone ha detto che Maresca ha fatto una grandissima gestione della partita, ma le gestioni della partita, se si ammoniva subito, probabilmente non si arrivavano a 3 espulsioni, ma si equilibrava la partita, perché non è possibile che il Napoli dovunque gioca ad essere indomato e mazzato, sistematicamente, e passa tutto in cavalleria. È stata una partita ottima del Napoli, nonostante il Palata che era riuscito a chiappare, perché bastava l'ammonizione su Anghissà, quando è stato fatto il fallo su Anghissà, e l'ammonizione su Kvaratskhelia, e praticamente non si arrivava a, diciamo, probabilmente non si arrivavano alle altre ammonizioni, alle espulsioni, cioè si mettevano subito i punti in chiaro, ma se tu fai finta di non vedere e permetti, con la scusa del gioco inglese, con domine mazzata alla squadra del Napoli, è chiaro che ogni volta si verifica questa condizione. Probabilmente non sarebbero finiti in 9, ma sicuramente si sarebbero un po' calmati. Questo volevo dire, poi penso che state in chiusura. Comunque, io sono uno di quelli che non ha mai criticato i calciatori del Napoli, mai. Sì. Sono stato sempre, perché sono quelli che ci fanno amare la maglia. Io dico, nonostante il Predatore, cioè che il presidente, nonostante il Predatore, una grandissima squadra. Io non ho mai criticato il Predatore per quanto riguarda gli acquisti, non gli acquisti, l'ho criticato sempre per la sua scostumatezza, per la sua tracotanza, per la sua, il fatto che è un imbello, il fatto che è uno scostumato, il fatto che è sprezzante nei confronti dei tifosi del Napoli, è sprezzante nei confronti della città. Questo resta fisso. L'unica cosa buona fatta è quando ha invitato quella ragazzina che gli hanno che in maniera barbara, già l'ho detto l'altra volta, quella cosa è stata una cosa molto bella della società, e la condivido. Cioè, quando la società fa delle cose positive, io la faccio e mi sottoscrivo loro. Però la sistematica continua da 10-12 anni, dove dobbiamo subire queste impropriere di questo signore, è una cosa insopportabile. Comunque, forza Napoli, sto col cuore nello zucchero. Grazie Massimo, ciao, grazie. Ciao. Siamo in chiusura, ore 17, un ringraziamento va ovviamente ad Emanuele Bernardo in cabina di regia, da Ciro Novelino è tutto, appuntamento alla prossima, ciao!